Inquadratura. Ma tu sei dello. Quello che poteva essere uno scontro al vertice diventa da una parte occasione di ripartenza e dall'altra obiettivo di conferma per restare pieni alti della classifica. Amici di Sportisti, di buongiorno da Francesco Cammuca, buona domenica e bentrovati al Centro Sportivo 3M di Palermo. Big match per il campionato di Serie C2 Girone A, di fronte lo Iato e il Ficarazzi. Partita, come detto qualche secondo fa nella presentazione, molto importante proprio perché si affrontano due squadre che avrebbero anche potuto essere a pari punti in testa alla classifica. Le vicissitudini che conosciamo in casa Iato hanno tolto la possibilità, chissà se la partita fosse proseguita nei giusti binari contro il Piop, di mantenere contatti più ravvicinati con la vetta. Vetta in questo momento è occupata proprio dalla squadra di coach Marsala, che dopo la stagione ottima dello scorso anno, culminata con il salto di categoria dalla D alla C2, adesso sta confermando quanto di buono si è visto proprio nei mesi scorsi nella categoria provinciale. E adesso occhi rivolti a questa partita, cominciamo anche a intravedere le prime scelte dall'una e dall'altra parte, con il Ficarazzi maglia bianca con inserti blu sono anche i calzettoni e i pantaloncini, dall'altra parte consueta divisa con varie sfumature di blu per lo Iato, che ha anche cambiato guida tecnica nel frattempo. Gianluca Isgro ha lasciato la panchina della formazione appunto iatina per approdare al Cus Palermo, fresco tra l'altro di approdo alla Final Four di Coppa Italia di Serie C1. Adesso al suo posto vesti di allenatore e giocatore per Restivo che tra altre cose parte in quintetta. A breve proprio i quintetti, ma prima lo start della gara valida, ricordiamo, per l'8ª giornata del girone A di Serie C2. Si sente solo il fischio che arriva adesso, dunque mettetevi comodi, inizia Iato Ficarazzi col primo pallone gestito dalla squadra ospite, con Parisi che lo gioca su Poma, elemento di grande esperienza e di grande qualità, così come altri componenti del roster. In campo con lui Crivello con la maglia 2, con la 10 abbiamo già detto Parisi, e poi Andrea Marchese, maglia numero 11, potremmo definire specialista in promozioni, ex giocatore tra le altre dell'Olimpia Casteldaccia e del Puntapuglia Bagheria. Dai pali Lander, ovvero sia Francesco Messina, classe 2005. Subito l'attacco col tiro di Poma deviato, dall'altra parte in porta c'è Perdichizzi, poi già detto di Restivo. Lander in campo è Ricotta, poi Mimmo Prestigiacomo e Cottone a completare il quintetto. Conclusione intanto bloccata da Perdichizzi, che mette subito in movimento Ricotta. Restivo, Cottone, parlo ancora per l'allenatore e giocatore dello Iato, che scambia anche con Ricotta. Prestigiacomo, Iato che è ripartito con una bella vittoria 7 giorni fa, anzi 8 giorni fa ormai, in trasferta, mentre intanto Restivo prova subito la parata di Messina. Vediamo se riparte il Ficarazzi, incespica però Parisi, palla recuperata solo per un attimo dalla difesa dello Iato. Poi Ficarazzi che riparte con Parisi.
la gestione da parte di Crivello, poi Marchese viene a prendersi il pallone molto lontano dalla porta, conclusione deviata e di fatto accomodata per la gestione da parte di Perdichizzi. Poi perde palla lo Iato, Parisi in campo aperto il 10, poi rallenta, decide di gestire il pallone, Marchese, Crivello dietro a Poma che apre ancora sulla corsa di Marchese che viene incontro e scarica, prova a fare la partita la squadra di Marsala, la capolista del girone. Poma affrontato da Ricotta, prova a saltarlo, sarà angolo per il Ficarazzi, calcio a 5 con l'angolo di Poma. Marchese se la mette giù, Parisi 1 contro 1 correstivo, decide di calciare di punta, per Pizzi c'è e blocca. Restivo, Cottone ancora per l'8, nuovamente i due che scambiano, l'anticipo secco di Crivello su Prestigiato, poi il contrasto con Cottone che la mette in fallo laterale, poi anche un cenno d'intesa con il suo avversario. Eccolo Crivello che gioca su Poma. Marchese, Parisi, per fortuna si è calmato il forte vento che nell'ultimo giorno e mezzo ha funestato Palermo, mentre qui intanto Ricotta decisivo sull'entrata di Parisi in area dopo la buona giocata sulla sinistra del Ficarazzi che qui recupera palla e potrà gestire una rimessa laterale quasi davanti alla panchina. Parisi con spazio contro Ricotta, l'1 contro 1, converge e calcia Parisi, per Di Chizzi si distende, la mette in calcio d'angolo, inizia a farsi sempre più pericolosa la squadra di Capitan Latargia e di coach Messina. Intanto i primi movimenti subito su entrambe le panchine, sono passati circa 4 minuti, non di più. Occhio a Ricotta, l'uscita con la figura da parte di Messina. Marchese guarda la porta, poi sterzata, prova a farla passare tra le gambe di Cottone, la perde. Ricotta avanza, Cottone non la tiene. Il velo qui di Prestigiacomo è stato fatale per il tentativo di controllo palla da parte di Davide Cottone. Crivello, palla per Poma. Crivello cambia banda, va da Marchese, scarico su Parisi, poi Poma cerca la traccia in verticale per Marchese, manca per un attimo il pallone di ritorno che arriva, poi Poma spalle alla porta e poi l'intervento falloso di Parisi. Primo fischio dopo circa 5 minuti, fallo fischiato contro il Ficarazzi che ha creato ancora una potenziale occasione veramente a pochi metri da Gianluca Perdichizzi. Restivo allarga su Cottone, passa centralmente ma sbaglia. Marchese, Poma, Marchese troppo lungo il passaggio per lo scambio tra due giocatori già compagni in passato anche al Sant'Isidoro un paio di anni fa, sempre in tra C1 e C2, squadra che ha una forte matrice di giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato o meglio hanno superato lo scoglio della D in un cammino a 3, in una corsa a 3 con Pioppo e Palermo Futsal Club. Palermo Futsal Club che, come avete potuto vedere ieri in diretta e questa mattina con i nostri highlights, ha stravinto il big match di giornata sul campo dell'Iccarense, praticamente un no contest match 1-10 per la squadra di Natale Gentile che vola in testa e per giunta con una gara in meno rispetto alle pretendenti, gara in meno segnata dal fatto di aver già
giocato la prima delle due partite fuori classifica contro, tra l'altro, la squadra B di una delle protagoniste di questo girone della partita di cui stiamo narrando in cronaca, ovvero sia il Futsal Emiri. Poma intanto, palla per Marchese, c'è il taglio di Parisi soltanto abbozzato, allora si passa da Poma, Marchese ora per Parisi, è sballato, poi Parisi prova a rimediare sporcando la rimessa di Ricotta, guadagna un paio di metri lo Iato che passa da Prestigiato, ma anticipato dall'intervento di Crivello, allora corre Marchese in campo aperto, Marchese guarda la porta per Di Chizzi, gliela mette in calcio d'angolo, prova a fare le prove tecniche del suo mancino Andrea Marchese, ma ora occhio al calcio d'angolo per la volée da parte di Crivello, sopra la traversa. Festivo, tocco per Cottone. Cade Ricotta nel contrasto con Parisi, ha cercato il contatto, non l'ha trovato. Ecco Ricotta, sempre contro Parisi, raddoppio di Marchese e palla persa solo per un attimo dallo Iato. Restivo, fronte alla porta. Tocco per Cottone, Cottone uno sguardo in mezzo, poi lo scontro e il fallo da parte di Poma sul 5 dello Iato. Calcio di punizione indiretto se la gestualità del direttore di gara è quella giusta. Gioco pericoloso, quindi non dovrebbe cumulare, anche se la tabella a bordo campo parla di 2 falli a 0. Braccio alzato, quindi punizione a 2 tocchi, il fischio per Cottone, la palla passa, Messina respinge, poi arriva per Di Chizzi, tiro liberatorio, palla sul fondo. Presumo che a breve verrà fatta correggere la tabella. Finora un solo fischio cumulabile, per così dire, ovvero se il fallo di Parisi in area di casa di 2-3 minuti fa. Intanto predica calma la panchina dello Iato, tra l'altro con un altro veterano che potrebbe tranquillamente assumere le doppie vesti di giocatore allenatore come Comito. Comito che ha recuperato dal problema fisico, che tante cose lo ha tenuto fuori proprio dall'ultima gara in casa. Tanto riparte dal fondo con Messina il Ficarazzi, la corsa di Parisi che sprinta su Cottone e buca le gambe a Perdichizzi, vantaggio per il Ficarazzi con l'esultanza alla Kvaraschelia di Parisi, 1-0. La fuga decisiva da parte di Melo Parisi e il vantaggio della squadra di coach Marsala, della capolista, che dunque sblocca la partita. Cottone preso in controtempo Restivo e rimessa tra l'altro gol arrivato dopo la prima vera occasione della partita per lo Iato, col tentativo di Davide Cottone spinto da Messina con i piedi in mezzo, un cumulo di gambe sia blu che bianco-blu, considerando il colore dei calzettoni. Marchese incespica Poma, Parisi suo il gol che circa un minuto fa ha sbloccato la gara. Per chi se lo fosse perso, naturalmente con YouTube potete anche andare indietro e andarvelo a rivedere. Parisi va ancora a puntare Restivo, questa volta Cottone va di raddoppio, alla fine scarico su Poma, rimessa
Ma se l'ho battuto! La rimessa è per lo Iato per verificare Razzi. Il direttore di gara ha fermato il gioco nonostante Ficarazzi abbia effettivamente battuto la rimessa. Un po' di confusione subito, rimessa in un certo senso in piedi dall'errore in fase di recupero palla dello Iato. Rimessa per la squadra in vantaggio dal 10º, la rete di Carmelo Parisi, che qui va a pressare Cottone, va a riprendersi la palla. La rimessa è di nuovo sua, è proprio l'autore del gol che la batte. Poma cerca da pivot Marchese, poi scucchiaiata per Crivello che non guardava più il pallone. Tra l'altro in questo momento chi attacca verso la porta alla nostra sinistra anche il sole in faccia, perché il sole non è ancora salito del tutto, quindi ulteriore fastidio naturalmente a parti invertite. Sarà pressoché identico nel secondo. In travaglia, appena entrati in campo per Prestigiacomo. Cottone cerca la traccia, allontana Parisi, è entrato anche Alamia al posto di Ricotta, invertiti Yander, fallo, battuta già la punizione. Cottone, uno sguardo dentro, deviazione di Ciccio Latargia, è entrato anche lui nella contesa, il capitano storico Ficarazzese Doc. Cottone converge, salta proprio la Targia, tocco per Restivo, uno sguardo dentro, interviene la Targia che può andare in ripartenza. La Targia con campo, diventa quasi un 2 contro 1, la Targia salta Lamia, uno sguardo in mezzo per Di Chizzi con la spaccata decisiva e prova a ripartire lo Iato, ma non c'è spazio per ripartire. Restivo, palla larga per Alamia che ha spazio per colpire. Messina, maratona da parte di Messina, calcio d'angolo. Angolo Iato che sta provando a reagire. Restivo, Cottone 1 contro 1 con Poma, quasi da fermo, scarico a Restivo. Cottone, ottimo movimento a Ricciolo, poi tentativo stoppato da Poma. Allora riparte da dietro lo Iato. Alamia, punta Poma, prova a saltarlo, Poma gli passa davanti e la fa uscire fuori. Ottima difesa da parte del 20. Addirittura Messina quasi a fare da quinto di movimento. La palla servita per la Targia, la Targia guarda la porta in qualche modo per Di Chizzi. L'ha quasi sbucciata la palla il portiere dello Iato. Cottone punta la Targia che gli sporca il passaggio, poi Marchese non riesce ad arrivare, c'è forse un contatto falloso tra Marchese e Cottone. Rimane giù il numero 11, anzi il numero 5 della formazione di casa. Forse qui il fallo ci poteva stare. Il direttore di gara che probabilmente non ha visto il contatto dopo che la palla è partita Ciccio sulle gambe, c'è! dal piede di Davide Cottone. Tanti protagonisti della scena del futsal palermitano stanno andando a seguire la partita. Sicuramente l'orario aiuta, il clima anche, ma anche gli stimoli dati da una partita molto interessante tra due squadre di rango di questo campionato. Campionato che tra l'altro per il momento vede tante protagoniste, tra cui anche il già menzionato Futsal Emiri, che ieri ha pareggiato, come avete potuto vedere anche in questo caso in live ieri e negli highlights di stamattina, contro lo Sport Club Giudecca 3-3, che poteva essere beffardo da una parte col gol di Parisi al 60esimo, che è diventato beffardo dall'altra perché il pareggio, il 3-3 è arrivato ovviamente al secondo minuto di recupero, il tempo di rimettere la palla al centro. Intanto
a breve campo anche per Riesi nel Ficarazzi. Per il momento si limita agli altri due cambi la panchina dello Iato, per il momento senza allenatore, visto che Restivo è in campo. Da non escludere un full time nel rettangolo per il numero 8. Ma non me lo dici, ok? Ti dici lascia il pallone, glielo fai tirare. Io sto parlando con me, non sto parlando con lui già l'ha avvertito. Come per il momento non si scalda neanche, vedremo se la sua sarà più una presenza di supporto alla squadra più che di presenza vera e propria sul terreno di gioco. Cottone, anticipo di Crivello per Restivo, apertura per Cottone, Cottone cerca la palla dentro e in qualche modo la targia lo ferma e gliela mette in angolo. Indicazioni di coach Marsala, mentre Alamia, tiro respinto da Marchese che può partire. Marchese 2 contro 1, Restivo interviene in maniera risoluta e risolutiva, visto che la palla finisce in fallo laterale. L'ultimo tocco è stato del numero 11 che adesso va a riposare in panca dentro proprio Riesi. Alamia con spazio va a puntare Poma. Restivo, Cottone davanti a sé c'è Crivello, poi il tocco per Restivo che avrebbe anche spazio per calciare, prova a prenderselo dribblando un po' gli avversari. Restivo incrocia, la palla rimane lì e Messina la fa sua. Poi Messina prova ad andare lungo, Cottone la ricicla e allora attenzione alla ripartenza, 3 contro 2 Iato. Restivo, Cottone davanti a Messina, sbaglia e questo è un errore non da Davide Cottone, va detto. Squadra non piazzata bene sulla ripartenza, però un tocco a mio parere di troppo, poteva senza dubbio cercare la porta il numero 5. Intanto va fuori Crivello, piccolo fastidio muscolare per lui. Dentro Filippo Prestigiacomo, che la gioca subito su Messina, scucchiaiata e palla fuori. Va bene Ciccio, bravo Fabio, metti in ghiaccio Fabio. Alamia, Bravo Palò. Restivo, Cottone prova a portare a spasso il pallone agli avversari. Restivo sulla respinta di Messina, ancora Restivo 2 volte. Messina che è bravo a tenere la posizione fino all'ultimo. Cottone recupera sul lancio sbagliato di Riese, adesso un po' in affanno il Ficarazzi. Restivo, suolata per indirizzarla, ancora Messina, questa volta più in alto di Intravaglia, ma ancora palla persa. Dicevo, Ficarazzi un po' in difficoltà in questa fase, non escludo che Marsala chiami time out, neanche a dirlo, Marsala chiama time out. Allora, qualche secondo per ragionarci sopra, 10 alla fine, 1-0 Ficarazzi. Quanto tempo impieghi di solito a fare le... Termina il minuto di sospensione, almeno sembra terminare, visto che ci sono ancora i giocatori del Ficarazzi attorno al proprio coach. In mezzo a tu. Filippo! Ok, portiere! Oh, Francesco!
riprende il gioco, ultimi 10 da giocare, mentre il Sole fa vedo non vedo e di fatto attenzione Restivo. La mia sbuccia il tiro e poi intravaglia, non riesce a indirizzare. È l'ultima che Presi Giacomo, tocco per Riesi. Riesi prova a passare su Alamia, bravo qui il 17 che poi però la perde. Riesi in mezzo a 2 maglie blu, la tocca per ultimo lui, secondo il direttore di gara. Cottone, reduce anche da un confronto col direttore di gara che gli ha detto è l'ultima. Non ti consento più proteste di questo tenore. Cottone però a passare in mezzo a 2, sbatte letteralmente su Poma. Riesi dietro, molto bene su Presti Giacomo, che vede la traccia in verticale sulla targia, intercettato per ancora una palla persa da Cottone, che sicuramente è l'elemento di maggiore presenza dal punto di vista tecnico, sta prendendo tante responsabilità, ci sta che faccia qualche errore. Presti intravaglia per Di Chizzi e allora Restivo a passo d'uomo l'allenatore giocatore dello Iato, poi Cottone per intravaglia che viene incontro, ancora Cottone abbassato un po'. Restivo intercettato dalla targia che prova ad opporsi. Poco più di 7 minuti alla chiusura del primo tempo, mentre pronti a rigettarsi nella mischia Mimmo, Presti Giacomo e Ricotta. Cottone 1 contro 1 con Riesi, serie di finte, ancora Cottone prova a nascondere la palla, Riesi è bravo anche perché la palla poi esce dopo la direzione di Alamia ed è rimessa per un Figarazzi che sta provando a ritrovarsi dopo il time out, perché gli ultimi 5 minuti, 3-4 minuti in realtà prima della sospensione richiesta da Marsala erano stati complicati. Qui Riesi fermato alla grande da Cottone che poi lotta ma non riesce a tenerla, e poi l'ultimo tocco è proprio del 9. Chiaramente giocatore sia fisicamente che tecnicamente diverso da Marchese. Qui commette fallo e si becca anche l'ammonizione. Oh, siamo in partita, siamo lì, no! Ciccio! Giuca! Assale la ciuca! Fallo pure, dallo! Ma non gliel'ho detto che dica a lui però Si riprende a giocare, l'arbitro deve fischiare dopo l'ammonizione. Distanza, io ho fatto ma se mi chiede distanza, io gioco! Siamo in partita, c'è! Perdita di ritmo che sicuramente non agevola si può ripetere con la punizione? Probabilmente sì, si può giocare quando tra l'altro mancano 5 minuti, arriva il giallo per Restivo per proteste, secondo ammonito nel giro di
un minuto, partita comunque sostanzialmente corretta, 3-0 il conto degli interventi del direttore di gara. Si può giocare. Restivo per Cottone che va alla conclusione deviata, la Targia prova a toccarla, poi Riesi, la palla tocca la rete superiore, l'arbitro non se ne è accorto, clamorosa questa mancanza del direttore di gara. In ogni caso Cottone ha recuperato palla, conclusione che si perde fuori, rimane a terra Cottone. Vieni a cambio, vai, ora, vieni qua. Pensaci tu, Andrea, pensaci tu, Si riprende con il rientro di Marchese e Riesi insieme per questo finale di tempo. Qui Restivo forse con recupero. Vieni, andiamo, uno a tre, vai, Presi Giacomo pressato da Intravaglia, traccia verticale intercettata da Restivo, poi tocca la Targia. Cottone, Alamia, anzi Ricotta che appena è rientrato in campo proprio al posto di Alamia. Bisogno di qualcosa in più dai suoi giovani. Lo Iato. Restivo, Intravaglia, pallone a scavalcare proprio per Ricotta, quello che ho appena detto. E qui il giovane che cerca di metterla dentro non ci riesce. Rimette in gioco il Ficarazzi con Riesi che va lungo, storto però il lancio per Andrea Marchese, e allora riparte con poco meno di 3 minuti, probabilmente qualcosa da recuperare ci sarà per l'interruzione di prima. Cottone, Restivo, Ricotta prova a passare ma non trova il servizio per Intravaglia, allora Prestigiacomo corre, Prestigiacomo si defila, prova a tenerla in campo, non ci riesce. Qui bravo coach Marsala a tenere la calma. Ricotta converge, Ricotta la scivolata di Capitan La Targia e poi Messina la blocca. Grande intervento qui di Ciccio La Targia che adesso prova a ricevere il lancio di Messina. Stavano quasi scadendo i secondi, quindi quasi inevitabile la giocata del portiere. Cottone, Intravaglia viene incontro, Ricotta cerca di spezzare il raddoppio, va a terra senza fallo, Riesi intercettato, poi rimessa, Iato, rimessa Iato, 1,5 ancora da giocare, più eventuale recupero. Ricordo che si deve arrivare almeno a 31 considerando il time out chiesto da coach Marsala. Cottone, Intravaglia spalla alla porta, cerca di chiudere il triangolo, non ci riesce. La Targia chiuso, Marchese, ancora Ricotta su di lui, gran virata qui di Marchese, giocata di pura esperienza. La Targia poi scalpella il capolavoro del suo compagno e sbaglia la palla di ritorno, mentre torna Prestigiacomo al posto di Totò Intravaglia. Anche lui in cerca della giocata risolutiva che però fin qui non è arrivata per lo Iato. Cottone scambia proprio con il nuovo entrato Restivo, ha spazio Restivo, altro tiro respinto questa volta da Parisi, anche lui rientrato in campo al posto di Riesi. Eccolo Parisi che ha rifiatato, può chiudere in bellezza il primo tempo, cerca qui un esterno, una via di mezzo tra un tiro e un assist che finisce tra le mani di Perdichizzi. Corre Ricotta dentro Messina in qualche modo, poi Prestigiacomo, il pareggio dello Iato con Prestigiacomo con il tocco da rapace dell'area di rigore, e alla fine del primo tempo arriva l'1-1. Nel finale di frazione cade il
muro del Ficarazzi, che ha difeso benissimo nei primi 30 minuti, proprio nei secondi prima dello scadere del 31esimo. Impatta la squadra di Restivo. Parisi prova a sgusciare, Cottone questa volta in qualche modo lo bracca, tocca Cottone, la palla non esce magicamente dal terreno di gioco e poi l'arbitro pone fino al primo tempo. 1-1, sicuramente vanno negli spogliatoi con maggiore carica lo Iato per il pareggio ritrovato. Noi andiamo per qualche secondo, anzi qualche minuto in break, secondo tempo qui dei Campi Trem di Palermo. Folgore Castelvetrano, Don Carlo Misilleri, 11ª giornata del girone A di eccellenza siciliana. Amici di Sportissimi, buon pomeriggio da parte di Nicolo Celluffo e benvenuti allo stadio Paolo Marino. Prova a metterla giù Cerniglia, non è semplice, il terreno non è in perfette condizioni e quindi Lupo tenta la giocata, poi da fuori il tiro da parte di Ashur. La Vardiera si è proposto, poi Federico, attenzione alla possibilità per il Misilmeri, la fa passare Pavisic sul secondo palo Ferrara, la lascia a Lucera, ancora Lucera per Cerniglia, chiusura difensiva da maestro da parte di Altieri. Chiaro che per motivi diversi la posta in palio è certamente significativa, da una parte la voglia di risalire la classifica della Don Carlo, dall'altra quella della Folgore di consolidare un piazzamento in zona playoff. Attenzione a Lucera che apre, cambia tutto, la conclusione di Pavisic e la gran risposta di Pizzolato. Una delle ultime opportunità dunque di questo primo tempo. Lucera la lascia a Romano, batte sempre corto, la girata, il palo colpito da Pellegrino. Cerniglia con il petto ci prova da casa sua, Cerniglia para centrale, Pizzolato, eccolo servito il 7 e spalle alla porta. Cerniglia ci prova, Cerniglia, Pizzolato para, prova ad autolanciarsi Federico, arriva il fischio dell'arbitro che estrae un altro cartellino. Attenzione, perché i paraggi c'è anche Montori che è già stato ammonito. Giallo e rosso, eccolo qua per Montori che era già ammonito e quindi lascia la Folgore in 10 uomini. Bargione fa una bella giocata e va da Altieri che ci prova lontano. Lucas Sebastian Tieffo, Tarantino, movimento di Fofana, se la porta avanti con la testa il 9, c'è Pellegrino davanti a sé, lo ostacola senza fallo, bravo qui Pellegrino. L'altro cross di Tarantino, Baldassar Murania per Fofana, intervento miracoloso da parte di Pellegrino che con la punta ferma Fofana, che palla gol per la Folgore. Qualche protesta del pubblico, nulla di fatto secondo il giudizio dell'arbitro. È stato fenomenale Pellegrino con questa chiusura. Cosentino sale anche lui, la Vardiera alza la testa e crossa per Matera, pizzolato con un pugno, brivido per i tifosi della Folgore. Lupo, movimento di Fofana, ecco che veloce l'attaccante, Zummo prima di lui. Battuta, pizzolato, finisce giù, non c'è fallo, triplice, fischio, finisce così, 0-0. Folgore Castelvetrano, con Carlo Misilmeri con qualche fischio che si alza nella tribuna dello stadio Paolo Marino. Mister, dalla tribuna non è mai facile, però che partita ha visto? Sicuramente è stata una gran bella partita, agonisticamente valida, due belle squadre che si sono affrontate. Fino all'ultimo secondo entrambe hanno provato a vincere, alla fine è uscito fuori un pareggio che io penso che lasci contenti entrambi. C'è un po' di rammarico per l'espulsione perché vi ha lasciati chiaramente in 10 a metà secondo tempo, poi per quella palla gol sui piedi di Fofana negli ultimi minuti è stato murato all'ultimo secondo, poteva essere un finale diverso.
Sì, no, noi anche in 10 uomini abbiamo provato a vincere la partita perché insomma giocavamo in casa e pur non essendo in 11 comunque abbiamo provato a vincere fino alla fine. Sì, abbiamo avuto diciamo nel secondo tempo abbiamo avuto le palle con le più nitide. Ecco, mi ha dato un assist, giocavate in casa, una tribuna strapiena per sostenervi, questo è chiaramente un bel segnale. Sì, noi abbiamo una tifoseria che ci segue sempre, molto calorosa, è chiaro che si aspetta sempre che noi ogni domenica facciamo bottino pieno, però insomma il campionato è lungo, è duro e sappiamo che praticamente ogni partita sarà sempre combattuta. La prossima in casa della Nissa, che partita si aspetta contro la capolista del girone A di eccellenza? Ma non abbiamo niente da perdere contro la Nissa, andiamo lì e cercheremo di fare il massimo. Giampaolo Lobue oggi in panchina nella Don Carlo Misilmeri. Partiamo dal risultato 1-0 che vi fa ripartire, ecco. Sì, sicuramente è un risultato che ci va un po' stretto perché comunque venivamo da risultati poco carini, però oggi ci tenevamo a fare bene dopo una settimana difficile. Abbiamo rischiato, secondo me, ma potevamo fare un po' meglio e portarci a casa il risultato perché comunque secondo il mio punto di vista abbiamo fatto abbastanza bene e con un po' di cattiveria in più potevamo fare il risultato pieno. Ecco, quanto rammarico c'è soprattutto perché il Misilmeri è rimasto in superiorità numerica nella seconda parte del secondo tempo, forse lì si poteva spingere un po' di più. Capisci bene che quando c'è un po' di stanchezza mentale, non so se definirla così, non siamo abbastanza lucidi per fare bene, però ci stiamo ricompattando, stiamo cercando di rialzare la china. Devo dire che abbiamo fatto per me un'ottima gara perché comunque in un campo difficile come questo portarci alla fine è uno 0-0 un punto e ci dà la spinta in più per cercare di fare bene le prossime partite. Prossima gara appunto contro Super Giovane Castelbuono, che partita si aspetta? Ma noi scendiamo in campo sempre per fare il risultato. In settimana adesso ci ricompattiamo, lavoreremo per fare assolutamente il risultato pieno a Misilmeri. Diallo voleva l'1-2 con Suarez, poi Suarez magicamente recupera il pallone, lo serve a Diallo che mette il pallone in mezzo, mostruoso Keba, mostruoso. Tutto pronto per la ripresa delle operazioni qui dal Sportivo Trento di Palermo. Sediamoci, mi raccomando. Match tra Chiodo e Figarazzi 1-1 fin qui. Punteggio fissato. Le gol di Parisi e di Mimmo Prestigiacomo inizia adesso il secondo tempo. Contatto non è ravvisato. Ma siamo messi! Qui intanto la prima novità che balza all'occhio è la necessità da parte del portiere del Figarazzi Messina di indossare la casacca per via di una logica confusione con i giocatori di movimento dello Iato. Mentre qui intanto fallo abbastanza ingenuo, a dire la verità, di Filippo Prestigiacomo su Mimmo Prestigiacomo. In ogni caso punizione, subito primo fischio. Oh, è laterale! È laterale! Lo fischio contro il Figarazzi e opportunità per Restivo, che probabilmente cercherà uno scarico. C'è il fischio, Restivo in effetti cerca Alamia, la respinge forse il suo compagno, poi uno scontro. Parisi a puntare, Parisi con l'arrivo di Poma, la respinta di Perdichizzi e poi Poma con il gol del 2-1 torna in vantaggio il Figarazzi.
Rossi che prima rischia di beccare gol e poi il gol lo fa. Dunque dopo 2 minuti riprende il vantaggio la capolista con la rete di Poma. Insistito ed insistente il suo tentativo. Intanto Alamia, pallone fuori, rimasta a terra. Se non ho visto male Parisi, sì, si rialza. Eccolo Parisi che si è ripreso. Dicevo della palla gol con Mimmo Prestigiacomo che si è involontariamente frapposto tra il tiro di Alamia e la porta. Intanto fallo di Marchese sul Restivo, già 2 falli in poco più di 3 minuti. Ottimo anticipo di Filippo Prestigiacomo, poi Poma, per il momento è lui il match winner. Marchese può girarsi e andare, lo affianca di nuovo Poma, azione quasi fotocopia quella del gol, cambia soltanto la conclusione visto che il tiro non arriva grazie all'ottimo intervento di Davide Cottone. Dunque rimessa, battuta direttamente verso l'area da Parisi. Qui l'intervento regolare di Poma su Alamia che rimane giù. Qui Ferri Corti. L'azione che si placa, in ogni caso era rimessa per lo Iato. Cottone, gioco che riprende, palla a cercare Mimmo Prestigiacomo che si fa spazio. Prestigiacomo se lo inventa dal nulla, il gol del 2-2, beffato Messina sul suo palo dalla linea di fondo. 2-2 di Prestigiacomo. È durato un paio di minuti il vantaggio, il secondo vantaggio nella partita del Ficarazzi, mentre il direttore di gara vuole vedere la maglia di Zangara, giallo per lui dalla panchina. Qualche parola di troppo. Doppietta per Mimmo Prestigiacomo che si prende letteralmente sulle spalle la squadra. Poc'anzi un gol da rapace da 0 metri come i pivot devono fare. E poi questo gol praticamente inventato dal nulla dopo un'ottima giocata di fisico. Restivo fermato, corre Parisi dall'altra parte. Parisi con la sua olata elegante per Poma, anche per spegnere un po' lenti spiriti di un Ogliato che adesso si lancia all'assalto. Qui Poma cerca Marchese, non lo trova. Partita che comunque conferma tutti gli ingredienti previsti alla vigilia, con tanta intensità, anche aggressività, ma anche gesti tecnici importanti. Restivo non riesce ad andare nello spazio Cottone, allora Mimmo Prestigiacomo inseguito dall'altro Prestigiacomo in campo con il fallo di Parisi ed è il terzo fallo. Fallo in 6 minuti e 20, sicuramente non uno score che fa dormire sonni tranquilli a Coach Marsala. Si riprende col piazzato per lo Iato. Alamia.
cerca una traccia in verticale, poi sbaglia Restivo anche perché non ha appoggi, e allora Marchese c'è lo scarico su Poma, saltato Alamia che poi commette fallo, sì, ed è il primo fallo commesso dallo Iato, se non erro, in tutta la partita. Con Poma che sistema il pallone con cura, direttore di gara che chiama la distanza con Prestigiacomo che fa da singolo uomo in barriera. C'è molto traffico davanti a Perdichizzi, vedremo se Filippo Prestigiacomo proverà a sfruttare questa situazione. C'è il fischio dell'arbitro, cerca la porta, colpisce in pieno l'altro Prestigiacomo in campo, poi incrocia, palla fuori di nulla e occasione per Filippo Prestigiacomo. A questo punto vuole affiancare l'altro Prestigiacomo in campo nel tabellino dei marcatori, oltre a dare eventualmente il nuovo vantaggio, sarebbe il terzo al Figarazzi. Eccolo Mimo Prestigiacomo, suolata per Restivo che si smarca, poi un rimbalzo irregolare, palla che finisce in orbita. Qui Cottone stoppa, ma c'è Marchese a dargli una mano. Si ferma Cottone, ma Marchese continua. Il tocco è per Parisi sulla figura di Perdichizzi. A terra Cottone. Non vede una minchia, proprio non vede niente. Non vede niente. Non facciamo un attacchino, vitto, figura. Un capo. Vai Peppe. Ce la fai Davide. Poi aiuta a rialzarsi Poma. E poi si ripartirà con il fallo laterale per il Ficarazzi. Tutta la rimessa. Poma da ultimo uomo praticamente quasi al dischetto del tiro libero, poi esce Perdichizzi che può rimettere subito lungo, fiondata su Mimo Prestigiacomo, chiude Filippo Prestigiacomo che poi si impegna per tenerlo in campo, non ci riesce, e allora fallo laterale per lo Iato. Giochiamo, non pensiamo all'arbitro, allora dai! Scucchiaiata su Davide Cottone. Punta Poma, il quale non gli concede spazio, poi la palla passa tra le gambe del 20, alla fine la riesce a allontanare il Figarazzi, poi Poma con la splendida giocata per Parisi. Parisi! L'esterno, quasi di punta, non trova la porta. Bello Parisi che prova a riprendersi la squadra sulle spalle, lui che ha sbloccato la partita dopo una bella giocata individuale proprio ai danni di Cottone. Alamia cerca di puntare, passa in mezzo a tre maglie bianche, però la palla la perde lo stesso. Marchese prova a far correre Filippo Prestigiacomo, c'è Perdichizzi, me la tiene in campo Cottone, probabilmente sbagliando perché forse l'ultimo tocco era stato del 4 in maglia bianca. Filippo Prestigiacomo prova a passare centralmente, lo scontro con Alamia, fallo. È giusto, buona No, ma che dici? È dietro! Secondo fallo commesso dallo Iato. Si è un po' ridotto il, diciamo, la percentuale, non poteva essere altrimenti del Ficarazzi che afferma quota 3, anche se sempre una quota pericolosa, mancando tanti minuti alla fine. La punizione di Poma che prende la rincorsa, colpisce in pieno Prestigiacomo, di fatto è un modo per ricominciare alle retrovie per il Ficarazzi. Marchese, aggancio splendido, poi Cottone da dietro senza fallo, ancora i due a lottare, fallo con la trattenuta da Marchese, punizione. Restivo, sterzata e palla persa. Prestigiacomo prova a correre, vince il rimpallo, ancora Prestigiacomo, gran giocata Prestigiacomo, prova ad evitare Perdichizzi, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Ficarazzi. E le proteste inevitabili con il giallo per Gianluca Perdichizzi. E qui colto in flagrante dal direttore di gara, secondo la sua interpretazione.
dal dischetto andrà proprio Peppe Poma. Sistema il pallone con cura il numero 20, autore del gol del temporaneo 1-2, proverà a dare nuovo vantaggio ai suoi. Vai Il direttore di gara che invita per Di Chizzi a non muoversi dalla riga, poi fischia la rincorsa di Poma, 3-2 e riporta in vantaggio il Tarazzi. Seconda rete nella partita per Peppe Poma, altra rete molto pesante. Bisogna comunque anche far cenno e riferimento alla bella giocata individuale di Filippo Prestigiacomo, parte integrante del gol è sua. Intanto fischio e quarto fallo, subito smentito quanto detto prima sui falli commessi dal Ficarazzi. Ricotta la rimette subito in parità, è una scheggia impazzita questa partita che adesso è sul 3-3. Oh raga, vado, dai! Qui molto furbo lo Iato a ripartire mentre Marchese discuteva con l'arbitro, una prateria per Restivo e una prateria per Ricotta che la mette dentro, 3 pari qui al centro sportivo Tremme. Marchese intanto scucchiaia per Poma, fallo di Poma, quinto fallo contro i 2 dello Iato e manca ancora una vita, mancano poco più di 16 minuti alla conclusione del match. Ricotta prova a passare, intravaglia, conclusione respinta da Filippo Prestigiacomo e adesso vedremo se, come sempre accade in questi casi, si va un po' a smussare quello che il metro arbitrale ha fischiato già 7 falli in meno di metà secondo tempo. Intanto Marchese con la palla recuperata, avanza Marchese, sinistro, scheggia il palo, Andrea Marchese ad un passo dal quarto vantaggio il Ficarazzi. Tra l'altro fatto bene a proseguire da solo il numero 11 che ha visto luce per il tiro, lui che ha un sinistro fortissimo, di conclusione di Ricotta con deviazione, calcio d'angolo. Adesso partita che letteralmente non ha padroni perché c'erano spazi da una parte e dall'altra, ogni occasione può essere quella giusta per riaprire la partita. Cambio perché Ricotta ha battuto male il calcio d'angolo e dunque rimessa dal fondo per Messi. La rimessa per Marchese, Cottone su di lui, Marchese resiste, poi l'arbitro non fischia, allora riparte lo Iato. Ricotta sterzata, evita il contatto, conclusione respinta. Marchese prova a passare su Intravaglia che lo manda fuori, si gioca. Ci sono le proteste di Latargia e c'è il giallo per coach Marsala. Protesta il capitano Latargia. Cambia qualcosa anche nella disposizione dei suoi 4 di movimento, coach Marsala ne approfitta. Intravaglia, palla per Ricotta che prova a puntare, Ricotta converge, calcia, trova luce per la porta ma non trova la porta, non c'è deviazione, richiesta a gran voce da Totò Intravaglia. Poma agganciato da Cottone, il fallo, il terzo. Io capivo che non ho parlato con la Ice. Io vado, com'è? Dietro. Andiamo in macchina,
Arriva il fischio. Marchese prova a girarsi e spalla alla porta, raddoppiato, guadagna il massimo da questa situazione, fallo laterale prezioso come non mai per il numero 11. E Ficarazzi che torna ad attaccare, però a difesa schierata con questa rimessa per Parisi. Poma calcia, altra respinta. E sarà rimessa per Filippo Prestigiacomo. 1, 2, Scambia con Poma, il 4 ospite. Ancora Poma. Tocco per Marchese. Marchese converge, cerca spazio, trova però l'intercetto di Intravaglia per ripartire lo Iato. Intravaglia con la palla per Ricotta che aggancia Ricotta, Messina. Poi in qualche modo ancora il portiere del Ficarazzi. Parisi, contatto con Cottone, quarto fallo dello Iato. A 12 più eventuale recupero dalla fine, nessun time out ancora richiesto dalle due squadre. Qui Marchese sbaglia. Restivo prova ad autolanciarsi ma sbaglia anche lui. Poma addosso a Restivo che la recupera. Intravaglia col piede Messina. E poi palla che sorvola la traversa. ci siamo staccati troppo! Altro angolo, qui Messina in qualche modo si è salvato anche con un pizzico di aiuto della fortuna. Intanto che all'angolo Restivo, Cottone prova a puntare Parisi, poi il tacco per Restivo, intercetta Poma che prova a ripartire, preferisce tenerla ma c'è un 3 contro 2 per i suoi. E allora Poma guarda la porta, non la trova, ha perso l'attimo per servire uno tra Marchese e Parisi. Ma attenzione a Ricotta che vuole accelerare. Ricotta salta l'avversario, Ricotta, Messina in posa, in angolo. Ricotta per Restivo che da ultimo uomo cerca la porta, trova il polpaccio di Marchese, poi rimessa per i padroni di casa. Aiuto Andrea! Cerca di puntare, trova Intravaglia che stoppa verso indietro, poi Cottone trova la schiena, incoccia in pieno il 4 stampato sulla maglia di Prestigiacomo, calcio d'angolo. Cottone per Intravaglia che aveva ricciolato bene, poi Restivo trova il corridoio ma non trova i pali. Messina per Marchese che la mette giù, vuole tenere palla, poi Poma apre subito per Parisi, cerca il cambio gioco ma troppo complicato, palla persa banalmente da Parisi. E allora Ricotta 3 contro 3, Intravaglia, rientra anche Marchese, allora si gioca a difesa schierata. Cottone spalla alla porta, Intravaglia non riesce ad agganciare, si dispera Cottone perché c'era la possibilità dell'1-2 ma il suo passaggio non è stato dei migliori. Qui Poma, passaggio proibitivo per Melo Parisi, non fa cambi per il momento lo Iato, ha messo dentro invece Capitan Latargia il Ficarazzi che sembra non poter contare su Crivello, uscito per un problema muscolare nel primo tempo, evidentemente nulla di irrisolvibile entro la fine della gara. Pronto anche Riesi a dare un po' di fiato probabilmente a Marchese, vedremo. Qui intanto Ricotta chiude Parisi, non c'è nulla secondo l'arbitro. Intravaglia, è scivolato Cottone, allora Marchese gli mangia la palla. Marchese con la sterzata, si muove Poma, la palla è per lui, Ricotta in anticipo, anzi su Parisi. Ricotta è entrato bene in partita, sicuramente il gol gli ha dato fiducia.
la Targia. Ecco Riesi al posto di Poma, bisogno di rifiatare il 20. Rotazioni sicuramente ristrette per Marsala, che non vuole fare troppi cambi, anche dall'altra parte inevitabilmente qualche assenza. Riesi calcia alla fuori. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di partita, più eventuale recupero, a dire la verità molto scorrevole, poche interruzioni, al netto ovviamente dei 9 falli questo secondo tempo. Cottone camminando, varca al limite a campo, tocca a Restivo. Ancora Cottone. Tempo che affidarsi a lui lo Iato a livello tecnico, mentre è tornato a Lamia. Intravaglia, cerca la palla per Restivo, anticipato in acrobazia da Marchesi, si accontenta della rimessa l'allenatore e giocatore dello Iato, che poi scucchiaia ma sbaglia. Allora Riesi, qui brutta palla di Restivo, allora può partire Riesi, traccia a tagliare il campo in orizzontale, troppo lunga per Parisi. Qui anche spiega la giocata al pubblico il 9. Facciamo fallo! Qui un quinto fallo, sì, anche perché forse in precedenza non era stato segnalato il fallo da rigore, e quindi sono 5 a testa. Attenzione però a Cottone, linea di fondo, Riesi in anticipo perfetto sul Restivo, però il rinvio dal fondo. Si riporta dal fondo con Messina, che si affida a Marchese che viene incontro. Cottone lo aggredisce, quasi gliela porta via. Ancora Marchese con un Caterpillar in mezzo a tutte le maglie di movimento dello Iato, diventano troppe anche per lui. La telecronaca qua dietro, basta! Cottone evita la Targia, Cottone non evita però Riesi, poi Marchese, la palla che va fuori, riprende a giocare lo Iato, Alamia, Restivo, Alamia, lato corto, evita Marchese, scarica il Restivo, zona tiro, decide di allargare per Cottone, Messina ancora, grande intervento, questa volta quasi più in anticipo su un assist eventuale sul secondo palo. Alamia guarda la porta, guarda i compagni, scarica il Restivo. Ultimi 5 in arrivo di questa partita, praticamente sul filo della tensione, poi Alamia, fallo su Marchese e tiro libero per i ragazzi. Bravo Andrea, bravo! C'è il tiro libero, dunque sedate le proteste. Sulla palla c'è Filippo Prestigiacomo. In corsa, mentre l'arbitro mette a posto i giocatori dall'una e dall'altra parte, c'è da rispettare un semicerchio immaginario lontano dalla palla. Perdichizzi chiede lumi al direttore di gara sul suo piazzamento. In corsa perpendicolare per Prestigiacomo, fischia l'arbitro. Prestigiacomo! Avanti il Pitarazzi.
Ovviamente avanti il Figarazzi, non Lojato, subito da correggere lo score. E adesso la patata bollente passa al Figarazzi in un certo senso perché deve gestire questo vantaggio, non è riuscito a gestirlo nel secondo tempo 2 volte. Ricotta è tornato in campo per suonare la carica, Prestigiacomo, poi Messina. 3 alla fine, più probabilmente recupero che ci sarà. Il controllo col petto di Parisi che non riesce. Cottone, chiamato a rientrare velocemente Parisi per l'ultimo sforzo. Cottone non passa su Riesi. Poi ancora Parisi, spalla alla porta contro il 5 avversario, Suolata che di fatto libera in fallo laterale. E adesso affretta, giustamente, Lojato. Ricotta, le finte, Restivo. Suolata in travaglia, Restivo arriva, non riesce a indirizzare, calcio d'angolo. È giallo per Prestigiacomo per protesta, adesso fioccano i cartellini. Direttore di gara che invita Cottone a non affrettare perché dopo il giallo c'è sempre bisogno del suo fischio. Fischio che arriva adesso, Cottone per l'angolo, Ricotta cerca in travaglia, non si chiude il triangolo, in travaglia in realtà più verso la porta che verso il compagno, poi allontana il Figarazzi, ma dorme qui per Di Chizzi che poi in un attimo arriva su un Marchese. Ha rischiato enormemente il portiere dello Lojato qui. Prestigiacomo, calcia più lontano che può, palla finisce fuori, 90 secondi, più recupero alla fine. E gioca subito per Di Chizzi che va in panchina. Gioca in power play in questo finale, lo Lojato non può fare altrimenti con Alamia come quinto. Ricotta, Restivo, Cottone. Restivo per Ricotta, in travaglia, intercetta Prestigiacomo, rimessagliato, adesso stringe i denti, serra le fila la squadra di Marsala. Cottone, pressato, Messina, attenzione, fallo e altro tiro libero per il Figarazzi. A terra Messina. Andrea, gioca! Andrea! Andrea, e fallo tutta la vita per noi, Andrea! Mister! Un calcio ora! Aquí stiamo via! Tanto torna Poma e soprattutto torna sul dischetto Filippo Prestigiacomo. Scaduto il 60esimo. Arbitro, è finita! Già qualche secondo oltre il 60esimo, Prestigiacomo dopo il fischio calcia malissimo e dà un'altra chance allo Lojato. 3 minuti ancora da giocare. Cottone, Restivo può guardare la porta, il tocco di intravaglia sotto misura, non riesce a indirizzare. Che occasione qui per Lojato. Prestigiacomo, Scodella, non c'è più difesa per Lojato qui, in qualche modo Riesi non riesce. L'intervento di Ricotta, calcio d'angolo, le proteste furibonde del Lojato. Andrea, calma! Ciccio, dai questa, Ciccio! Oh, fallo insegnare, così, non ti preoccupare. Faccio mettere la pallata. È angolo, oh! Calcio d'angolo, le proteste del Lojato perché Ricotta era arrivato in anticipo su Riesi che ha rischiato. Non stanno chiamando. Si ripartirà dall'angolo per il Figarazzi.
Angela, lascialo io, faccio un gol, Marchese non riesce a tenerla, è rimessa per il Ficarazzi. Tornano in 5 ad attaccare i padroni di casa. Alamia, Ricotta, prova a passare, vince un rimpallo, per la palla rimane lì. Poma, qui rischia un dribbling senza senso a dire la verità. Cottone, controllo, la scivolata, Messina la fa sua. 2:20 giocati. Poi prova a passare la Targia, che evita un altro avversario. La Targia, il tocco per Poma, sono in 2 contro 0 senza portiere. La Targia, palo, e poi la palla incredibilmente fuori. Incredibile questa palla gol sprecata dal Ficarazzi, che concede un'ultima chance allo Iato. Cottone, dentro, Ricotta, dice il rimpallo, l'uscita. Si riparte dal fondo, non c'è stato tocco di Messina. Allora Messina lungo, perché c'è Poma da solo. È la stessa situazione di prima, questa volta c'è Riesi che la chiude. Vince il Ficarazzi, 5-3 con la rete di Riesi. Si chiudono qui le ostilità probabilmente. Esulta la capolista che porta a casa una vittoria d'oro, massiccio. Finisce nel tabellino anche Riesi, dunque 3-5. Secondi finali, direttore di gara che da lontano invita le panchine a sedersi, ma di fatto ormai sono tutti in piedi. Direttore di gara che inizia a guardare il cronometro e fischia 3 volte. Ha vinto il Ficarazzi in una partita pazzesca, 5-3 contro lo Iato. E dunque qui dal 3M di Palermo chiudiamo qui la diretta. Ficarazzi batte Iato 5-3. Da Sportivisimo è tutto.